Ma guarda, hai detto bene tu, abbiamo giocato un primo tempo alla grande dove sinceramente se uno non sa i punti che abbiamo in classifica dice questo è uno scontro di due squadre che si equivalgono e abbiamo giocato con il giusto agonismo, ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo poi alla fine paghiamo anche un pizzico di inesperienza e alla fine anche diciamo, un po' di sfortuna perché comunque siamo arrivati subito ai 5 falli anche se potevamo non esserci, ma su questo non voglio dire niente agli arbitri perché comunque secondo me hanno arbitrato nella stessa maniera sia per noi che per loro, forse avrebbero dovuto fischiare un po' di meno per lasciar giocare un po' di più. E hanno trovato il pareggio sul tiro libero, poi hanno insistito, hanno trovato anche il gol del 3-2, a quel punto mettendo in gioco il portiere era normale magari che o pareggiavamo o prendevamo il gol in contropiede. Ho detto non mi lamento mai degli arbitri, voi avete ripreso, guardatevela e farete voi poi i commenti del caso e direte giusto era fallo oppure non era fallo. Certo Tortorelli quello che ho visto io è che si è spossessato della palla, la palla ha girato, ha fatto due passaggi e poi c'è stato questo scontro con Ranzoni che proprio non c'entrava niente, quindi non so perché è stato giudicato fallo in difesa e magari non fallo in attacco. Dall'altra parte io ero espulso, penso che abbia preso 2 espulsioni in 30 anni di carriera, solo perché ho detto all'arbitro guardi che mi ha allontanato, gli ha detto mi ha solo allontanato e non espulso, solo perché gli ho detto guardi che hanno esultato, stanno tutti in campo. A me capita spesso di esultare, anzi capita poco perché per la classifica che abbiamo, e una delle ultime partite ha avuto 4 ammoniti perché abbiamo fatto 4 gol e abbiamo esultato 4 volte. Quindi voglio dire, purtroppo anche gli arbitri non hanno tutti lo stesso metro e la stessa misura. Diciamo che sono 3 giocatori che stanno anche in grandissima forma, purtroppo faremo a meno di loro, ma abbiamo una rosa di 18 persone, chi verrà chiamato sicuramente dovrà dimostrare di valere al paro di loro. Certo sappiamo che il Villarreal è un'ottima squadra, addirittura è in grandissima forma, lo dimostra il fatto che ha perso solo 3-2 a Viterbo nell'ultima settimana e sta inanellando una serie di risultati utili consecutivi. Quindi saranno sulla carta avvantaggiati loro, però noi non demorderemo e non se la dovranno sudare. Complimenti e in bocca al lupo allora mister De Fa.